Una vasta operazione relativamente alla merce contraffatta qui ad Agrigento, a San Leone, che avete svolto ieri. Nonostante la stagione estiva sia volta ormai al termine, la Polizia di Stato, su disposizione del signor Questore, continua incessantemente e senza soluzione di continuità dei capillari controlli volti alla prevenzione e al contrasto della vendita di merce contraffatta. Ed invero le volanti della Questura di Agrigento hanno svolto un controllo straordinario del territorio sul lungomare Falcone Borsellino, durante il quale è stato sequestrato un ingente quantitativo di merce contraffatta. Per tali ragioni un cittadino extracomunitario di una nazionalità senegalese, pluripregiudicato, è stato segnalato all'autorità giudiziaria e gli ufficiali agenti di polizia giudiziaria hanno intimato allo stesso di non far rientro nella località Barneano per 48 ore, notificandogli allo stesso un ordine di allontanamento previsto dalla legge numero 47 del 2017. Ci sono altre operazioni previste, perché di questo materiale insomma ce n'è tantissimo in giro. Avete in mente ancora di fare delle ricognizioni? Certo, come dicevo prima, non c'è soluzione di continuità. Il signor Questore ha previsto dei capillari controlli, quindi continueremo su questa strada. Allora, stiamo parlando di diverse borse, tutte con materiale contraffatto, quindi siamo sui 120 capi su per giù, quindi è da quantificare la somma sostanzialmente. Che fine farà questa merce? Allora, questa merce innanzitutto è sotto sequestro penale. L'autorità giudiziaria disporrà una catalogazione e una verifica sui marchi contraffatti e successivamente potrà essere distrutta.